Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentrovati all'ultima puntata settimanale della nostra Auto da Fè. In collegamento con noi, come tutti i venerdì, lo ringrazio e lo saluto, il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia alla Bocconi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi tutti. Allora, oggi ci occupiamo di un argomento apparentemente un po' più tecnico del solito, in realtà molto politico e che consente di fare anche delle valutazioni di carattere molto generale sull'andamento dell'economia degli Stati Uniti, ma non solo. Parliamo infatti di Casa Bianca e della decisione del presidente Trump di sostituire alla guida della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, Jerome Powell con un altro nome che circola da anni, come tu hai scritto in un tuo articolo pubblicato proprio ieri, nei corridoi di Washington e Wall Street. Il nuovo candidato alla guida della Banca Centrale Americana si chiama Kevin Warsh, ma tu ci vedresti meglio Mary Poppins. Vogliamo spiegare il perché, professore? Allora, Mary Poppins era la cosiddetta tata della famiglia Banks a Londra, il cui capofamiglia lavorava nella City, no? La City casualmente richiama la Fed. La City è il centro finanziario del mondo. È lì che c'è la testa del serpente finanziario, non a Wall Street. Ricordo che lo stesso sovrano inglese, per entrare alla City, deve chiedere permesso. Ora, perché Mary Poppins è un'immagine magica di magia, di emozione, di emozionalità per chi ha visto il film e per chi ha conosciuto questa situazione. Che cosa è successo? È successo questo fatto che Trump da tempo denigra Jerome Powell per la sua posizione sulla mancata riduzione dei tassi, che sono tra il 3,50 e il 3,75, mentre Trump li vorrebbe all'1%. Ora, Ecco, in perché Trump realtà li non vuole è all'1%? Perché Trump li vuole all'1%? Trump li vuole l'1% perché in questo modo si riduce la spesa e ci arriviamo per interessi sul debito americano. Ora, che cosa è successo? Perché Mary Poppins? Perché alla fine è stato sufficiente una voce, no? Una voce, che Trump dicesse metto Walsh a capo Sì. della Fed, e questo immediatamente ha scatenato tutta una serie di movimenti sulle borse valori, cioè è diminuito il valore dell'oro, è diminuito il valore dell'argento, il crollo di qui, il crollo di là. È stata sufficiente una voce, no? E questo per dare l'idea alla gente di come sia manipolabile. Io nell'articolo ho scritto sì, a parere di chi scrive, l'oro ritornerà di nuovo ai massimi, cosa che si sta puntualmente verificando. Questa dimostrazione che la finanza è a sua volta un gioco di magia, come Mary Poppins che salta, che traspare, che va, che viene, eccetera. Ecco, Ora però tu l'operazione... sottolinei anche un'altra cosa nel tuo articolo, no? Che, come dicevi, Trump spinge per un costo del denaro vicino all'1% per motivi, diciamo, anche condivisibili, pratici, no? Per pagare meno interessi sul debito, che sono cifre forti, visto che il debito americano è molto elevato, mentre la Federal Reserve mantiene una linea più restrittiva, come si dice, cioè tassi più alti, oggi compresi fra il 3,5 e il 3,75%. Tu sottolinei questo, e questo mi interessa capire e capire insieme a chi ci ascolta, che questa non è una questione solo tecnica, ma profondamente politica, no? Sì, il problema è che se tu hai 38 di febbre e io dico che tu devi avere il 36, tu hai 38 di febbre, posso dire che tu hai il 36, ma la febbre è il 38, quindi in realtà l'inflazione americana è alta. Dobbiamo cercare di spiegare questa cosa, che è una componente politica e una componente tecnica. Allora, che cosa succede? Succede, in parte l'avevamo già detto anche l'altra volta, cioè gli Stati Uniti hanno 39 mila miliardi di debito e pagano più di 1.000 miliardi all'anno di interessi sul debito, tenendo conto che gli interessi sul debito
degli Stati Uniti sono il 20% delle entrate fiscali. Cioè, in sostanza, per ogni 5 dollari che si incassano dalle entrate fiscali, un dollaro finisce a coprire i problemi degli interessi sul debito, che spingendo la visione al 2030 sembrerebbe arrivare al 30% delle entrate fiscali. È anche vero che Keynes dice che nel lungo tempo siamo tutti morti. Quindi in realtà che cosa succede? In parte abbiamo provato a spiegarlo lo scorso anno, cioè tu non puoi dire io lo porto all'1%, perché ci sono delle condizioni che non ti consentono di farlo. E allora se io ho un debito di 37 mila miliardi e 39 mila miliardi, scusa, 39 mila miliardi, no? Io già quest'anno mi va in scadenza negli Stati Uniti, mi vanno in scadenza 10 mila miliardi di dollari e li devo collocare sul mercato, cioè devo trovare delle persone che sono disposte a comprare i miei titoli di Stato. E qui salta il problema perché oggi diciamo, l'attenzione ai treasury bond americani è più bassa rispetto a prima e basti pensare che Quindi solo li il devo 25% invogliare con un tasso di interesse più alto. devi invogliarli con un tasso di interesse più alto, tenuto conto che oggi solo il 25% dei treasury bond americani sono in mano a stranieri, il resto, cioè l'altro 75%, è in mano alla finanza americana e ai fondi pensione americani. Ora, se tu hai del debito, è evidente che devi continuare a emettere dei titoli e ad indebitarti per pagare il debito, cioè sostanzialmente tu stai facendo debito per pagare debito, questa è la realtà, ma nel momento in cui questo debito tende a diventare sempre più grande e sempre più preoccupante e sempre meno attraente per gli investitori, come Ecco, dicevi, sei costretto ad alzare i tassi di interesse. E professore, lì professore, tu a questo proposito dai un dato molto interessante da commentare. Ogni 5 dollari di entrate fiscali negli Stati Uniti, uno finisce per coprire gli interessi, con una proiezione addirittura del 30%, cioè uno quasi su tre nel 2030. Questo mi induce a farti una domanda. Siccome il presidente Trump ha vinto le elezioni e dice di voler continuare su quella strada, dicendo economia reale, riportiamo America First, manifattura la riportiamo qui, dobbiamo incidere sulla produzione e sull'economia reale. Beh, come fai a incidere sulla produzione e sull'economia reale se un dollaro ogni 5 di entrate deve finire a finanziare il debito, con una prospettiva addirittura di quasi 1 su 3. Diventa un po' difficile governare un paese in questo modo. ci sono due osservazioni in particolare che vanno fatte in merito a questa dichiarazione, e cioè dal 1990 praticamente gli Stati Uniti, seguendo le sirene della finanza, hanno delocalizzato tutta la loro manifattura nell'estremo oriente, che sia la Birmania, che sia il Vietnam, che sia la Cina, che sia tutto l'estremo oriente sostanzialmente, no? Quindi che cosa succede? Due fatti. Il primo fatto è che si sono create delle industrie nell'estremo oriente che hanno ottimizzato le filiere produttive, cioè producendo sempre di più realizzano quello che si chiamano le economie di scala, cioè tu più produci, più abbatti i costi in relazione al costo degli impianti fissi, d'accordo? E quindi questo comporta il fatto che hanno un livello di ottimizzazione dei costi che oggi gli Stati Uniti non sono in grado di fare, né tecnicamente né materialmente, perché richiederebbero investimenti ingenti e tempi di attesa per arrivare ad avere gli stessi vantaggi economici che hanno delle produzioni che oramai sono avviate da quasi 30 anni. L'altro aspetto fiscale qual è? Che le multinazionali che hanno investito e fanno produrre dalla Nike, dalla Adidas e da tutte queste sostanzialmente,
che fanno produrre in Estremo Oriente, attraverso un gioco cosiddetto di caroselli e di passaggi da società a società, loro trasferiscono il bene prodotto in Vietnam, ad esempio, non va direttamente negli Stati Uniti, ma fa un percorso attraverso altri paesi e altre società in cui poco alla volta vengono rilasciati i margini di profitto. Quindi quando il bene arriva negli Stati Uniti il costo è molto più alto perché gran parte dei vantaggi li hanno lasciati per strada. Quindi che cosa si è verificato? Si è verificato un crollo delle entrate fiscali delle multinazionali perché alla fine gran parte dei loro redditi sono lasciati nei paradisi fiscali. Questa è la realtà. Per cui alla fine tu hai una manifattura che è là e che non puoi riprendere qua e d'altro canto hai un calo delle imposte legate al fatto che attraverso passaggi di carattere fiscale tu lasci il reddito nei paradisi fiscali e quello che arriva alla fine, alla fine del passaggio del carosello il prezzo finale è vicino al prezzo di vendita, quindi non hai margini. Questa è la realtà, quindi questa idea di riportare la manifattura negli Stati Uniti, a mio parere, non è realizzabile. Ecco, un passo indietro. A proposito del nuovo governatore della Banca Centrale Americana, tu in sostanza sottolinei che anche il nuovo candidato proposto da Trump, Kevin Walsh, in realtà non è un candidato di rottura più che tanto, no? Non incarna una discontinuità totale, anche perché fu già protagonista delle scelte della Banca Centrale Americana all'epoca della crisi del 2008, no? Vogliamo puntualizzare un po' questo aspetto? Sì, lui è stato vicino a Ben Bernanke e questo è un fatto importante perché nel 2008, che si ricorda, la gente si ricorderà il subprime sostanzialmente, Sì. si creò una posizione di debito incontrollabile e Bernanke per salvare le 5 banche che avrebbero dovuto fallire sostanzialmente, con la scusa del too big to fail, cioè troppo grandi per fallire, che cosa fece? Le finanziò con soldi pubblici. Quindi sostanzialmente lui ha aumentato il debito pubblico per finanziare queste banche e per salvare le banche, in realtà venendo meno alle regole del mercato. Per cui con questa operazione Bernanke ha cancellato tutte le regole che regolavano il monopolio, regalavano la concorrenza nel mercato, lasciando libera sostanzialmente l'idea di dire che tanto se va male, attraverso il quantitative easing, l'emanazione di moneta, io ne vengo fuori. E questo ha creato tutta una posizione di debiti, di rischio e delle posizioni di rischio che oggi si stanno riversando anche sulla crescita del debito americano. Kevin Walsh faceva parte di questa operazione, Sì, era Kevin parte di Walsh questa era operazione. uno che collaborava con Bernanke. Bernanke, di fatto, io ho scritto un articolo al tempo dicendo che questo modo di fare, cioè ci sono state delle regole molto forti nel mercato americano per evitare il monopolio, per favorire la concorrenza e per bloccare il monopolio sostanzialmente. In questo modo lui ha creato un sistema in cui consente sostanzialmente di rubare, cioè io mi sono indebitato, tanto poi paga lo Stato Mi e salva Pantalone alla fine. mi paga Pantalone, per Mm. cui alla fine l'articolo che io avevo scritto era il settimo comandamento viene cancellato, non rubare, cioè vengono di fatto legittimati i furti. Quindi, professore, dal punto di vista individuale, Kevin Walsh non garantisce una rivoluzione No, copernicana. non Dovesse garantisce arrivare. anche perché che Eh. cosa può fare? Cioè, E poi diventa un appunto, soggetto che per il punto. quanto, cioè, se tu sei inserito in una guerra, c'è la guerra. No, poi il punto concreto poi è che anche se fosse una personalità tale da lasciare immaginare di fare una rivoluzione copernicana, i fatti gli impongono di non poterla fare. Sono i fatti che Infatti gli contano. impongono di non poterla fare, cioè la situazione
degli Stati Uniti è una situazione di debito crescente, insomma, no? E sostanzialmente anche tutte queste posizioni, insomma, fa specie questa situazione di crisi. A me ha colpito Minneapolis, no? Che tutti hanno seguito, cioè, ha mandato 4.000 soldati, non ha mandato 400 persone, ha mandato 4.000 soldati, no? Contemporaneamente a questi eventi sociali di conflitti, lui vuole costruire il più grande arco di trionfo della storia e del mondo per elogiare se stesso, insomma, la Trump Tower e così. E quindi c'è questa misoginia, questa confusione, cioè questo ego espanso di Trump che non si riesce più a capire se risponde ai problemi razionali o lui sta vivendo una situazione emozionale forte che non riesce a governare. Quindi anche A proposito però, professore, di questioni razionali, ti stimolo su questo punto perché ne avevamo già parlato anche in passato. Riportare la manifattura in patria, quindi cercare di dare impulso all'economia reale. Mettere i dazi, anche in questo caso per raggiungere questo fine e per aumentare le entrate fiscali nello stesso tempo, abbassare i tassi di interesse per pagare meno interessi sul debito, sono tre cose che sono giuste da fare. Tu dici non è che siano sbagliate, il problema è che che è non le puoi fare. difficilissimo o quasi impossibile realizzarle Cioè, veramente, basta se non ho pensare ai capito dazi, male. no? Cioè, coi dazi lui ha ottenuto delle entrate fiscali, ma aumentando i dazi, essendo tu un paese che ha prevalentemente delocalizzato, cioè la Nike, la Adidas, tutte queste grandi aziende vanno a produrre in Estremo Oriente, poi però la roba la devono riportare indietro. E se tu sulla roba che riporti indietro metti i dazi, è evidente che i prezzi dei prodotti che hai fatto fuori costeranno di più e quindi aumenteranno il tasso di inflazione. È per quello che Powell non vuole ridurre il tasso di interesse, perché tu hai un tasso di inflazione alto. Quindi le ricette, o meglio gli obiettivi sono giusti, ma il percorso per realizzarli è pressoché impossibile? Possiamo Eh, sintetizzarla così? diciamo, è possibile nemo tenerlo, però io ritengo che sia molto difficile. Personalmente Mh. ritengo che sia molto difficile. Anche perché tu scrivi che anche il nuovo governatore della Fed, potrà fare fino a un certo punto qualcosa di buono in questa direzione, no, è Non è, obbligato in voglio dire, qui viene fuori Mary Poppins, no? Cioè, eh. non puoi essere Mary Poppins, insomma, E no? non puoi Ci fare vorrebbe neanche un... l'operazione di me- Bernanke che tu dici nel 2008, non possiamo più ricorrere ai fondi pubblici, al No, quantitative non easing, possiamo a più salvare capra e cavoli quantitativi. come nel 2008. No, no, oramai tu hai allagato di carta moneta e stai soffocando per la carta moneta, questa è la realtà. Quindi la figura di Mary Poppins che viene con l'ombrellino e si fa calare nella City per risolvere i problemi, quello fa parte di un film e non fa parte della storia di tutti i giorni. Ma in questo quadro quali sono le economie allora che tirano veramente nel mondo? Se allarghiamo un pochino lo sguardo, perché abbiamo la nostra Europa sott'occhio, poi ti volevo stimolare su questo anche a proposito dell'ultima uscita di Mario Draghi sull'Europa. Niente di nuovo, ma è stata ribadita. Eh, Prima di questo però, Stati Uniti in queste condizioni, quali sono le nazioni che stanno trainando l'economia mondiale, dove l'economia va, diciamo, relativamente o veramente bene? Sono, sono le imprese un po' del terzo mondo per certi aspetti, no? Quindi il Vietnam, queste economie stanno marciando, l'India sta crescendo, la Cina con molte difficoltà sta crescendo, il Brasile con molte difficoltà sta crescendo. Noi abbiamo dei tassi di interesse, dei tassi di crescita vicini allo zero, mentre l'India ce l'ha al 4, quindi questi paesi hanno maggiori possibilità di crescita rispetto, rispetto a noi, che siamo condizionati anche da tutta questa politica sanzionatoria nei confronti di Putin che ci obbliga a comprare gas e petrolio dagli Stati Uniti a un prezzo che 5 volte rispetto a quello che compreremmo da Putin. In questo senso
le sanzioni nei confronti di Putin dovrebbero essere cancellate per la sopravvivenza del paese, insomma europei. Questa è la realtà. A proposito di Europa, e qui andiamo all'altro argomento al quale accennavo poco fa, è tornato a parlarne dalle aule dell'Università di Lovanio Mario Draghi, il quale ha detto che questa Europa non funziona, non sta in piedi come è organizzata adesso. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rilanciare quello che io avevo già detto tante volte, ha detto Draghi, no? Che tutti hanno ignorato. Dobbiamo passare da un'Unione Europea come quella di oggi, che è poco più che confederale, a una vera e propria federazione. Ha parlato di federalismo europeo Draghi. In questo senso lasciamo spazio pure ai governi nazionali e locali, ma fino a un certo punto. Dobbiamo mettere insieme scelte unitarie in materia di politica estera, difesa, economia, uscendo dalla trappola dell'unanimismo interno, cioè il fatto che bisogna essere tutti d'accordo in Europa, se no non succede niente, quindi non succede mai niente, e sfuggire anche alla sottomissione agli Stati Uniti. Ha detto questa parola, Draghi, sottomissione agli Stati Uniti. Allora, per uscire dalla brutta Europa in cui siamo, ci vuole più Europa? La sintetizzo male? Se ci vuole più Europa, il problema è che non lo puoi. Cioè, allora, siamo in una situazione in cui ogni paese ha i suoi problemi. L'Inghilterra, la Spagna, la Francia, la Germania, cioè hanno tutti dei problemi di tenuta politica, no? Perché Starmer ce le ha in Inghilterra, la Spagna c'ha i suoi, la Francia c'ha Macron debole, Merz è debole in Germania, quindi noi abbiamo un governo più stabile sostanzialmente, questo avvantaggia dal punto di vista della, diciamo, dell'affidabilità, per questo giustifica uno spread più basso sostanzialmente, ma siamo anche in un paese con problemi interni di riforme che non sono state fatte, quindi l'affermazione di Draghi comporta che i paesi dovrebbero fare delle riforme molto importanti al loro interno, ma c'è una situazione di scontro, conflitto all'interno dell'Europa. Il vero problema, come dice Draghi, è la sottomissione degli Stati Uniti. Allora tu sei combattuto in questo momento se dare credito a Trump o non dargli credito e devi fare una politica, fra virgolette, di progressivo distacco dagli Stati Uniti. Questa è la realtà. Quindi ci vuole un percorso in cui si identificano gli Stati Uniti come un paese che cerca a questo punto la sua salvezza, insomma, no? Che cerca di rafforzarsi in una situazione di debolezza che non ha mai visto dalla fine della seconda guerra mondiale, e tu devi fare una politica progressivamente di scioglimento e quindi devi vedere come si può avviare una politica di riduzione delle posizioni di vassallaggio che noi abbiamo sempre subito dagli Stati Uniti. Questo è sempre stato così a partire Anche Draghi ha dagli anni parlato di 90, 92, sottomissione. 92 quando sul panfilo Britannia Draghi, unitamente a Ciampi, unitamente a Prodi, unitamente a loro, vendettero nel 92 le grandi aziende statali pubbliche sul panfilo Britannia della regina Elisabetta, quindi ci fu la svendita delle grandi aziende pubbliche, no? E fu questa operazione. Draghi era direttore generale del Tesoro, c'era Prodi, c'era Ciampi, che fece un'operazione massacrante con l'attacco Ma, di ma Torsal professore, te lì. mi devi spiegare a questo punto, e questo è un tasto che ho toccato tante volte, è una materia della quale mi sono occupato tanto in questi anni, però mi devi spiegare una cosa. Com'è che oggi, io ti ho appena citato le parole del professor Draghi, ma ne posso citare tante di personalità come lui, che sono coloro che ebbero a caldeggiare, a propagandare anche presso di noi cittadini, l'opinione pubblica, e poi a realizzare quelle operazioni che tu hai appena ricordato sotto una serie di parole d'ordine che erano chiaramente false, false subito perché loro lo sapevano, ma poi abbiamo scoperto noi che erano false perché ci dissero che quelle operazioni lì andavano fatte per aumentare la concorrenza e per buttare giù il debito pubblico. La concorrenza non è aumentata se non formalmente, e poi dopo una serie di
tosature del contribuente e del cittadino sotto tutti i profili, luce, acqua, telefono, gas, eccetera, che hanno portato a tariffe oggi mostruose. Quindi la concorrenza non ha generato un abbassamento delle tariffe, ma il contrario. Punto primo. Punto secondo, che vendere la Telecom, l'Eni, eccetera, fosse un modo per ridurre il debito pubblico sembrava già dubbio allora, ma si è dimostrato poi completamente falso negli anni successivi. E allora mi domando, se le elite continuano a essere rappresentate da gente che ha detto bugie per raggiungere obiettivi che non sono stati neanche lontanamente raggiunti, cioè falsità per farsi degli interessi a margine, quelli magari coltivati sul panfilo Britannia, con tanto di profitti materiali e di carriera e professionali per coloro che ne facevano parte di quel bel circolino, com'è possibile che oggi siano ancora loro a dover proporre ricette, a monopolizzare il dibattito? Queste elite sono messe molto male, professore, tu le conosci bene, se vieni dalla Bocconi, lì ce n'è un altro di quelli che hanno fatto ricette disastrose, no? E non lo cito nemmeno perché l'abbiamo capito tutti. Com'è che questi qui sono sempre lì? Perché è una questione di potere. Hanno acquisito posizioni di potere, cioè Draghi è sempre stato un uomo di finanza, perché è stato il presidente europeo, è stato a Standard & Poor's, è stato insomma nelle grandi finanziarie internazionali, ha avuto dei ruoli importanti, insomma questa gente ha un ruolo importante perché alla fine chi gestisce tutto il gioco è un numero ristretto, diciamo, di famiglie, di persone che da anni hanno in mano il potere finanziario e si avvalgono di persone che sono utili ai loro fini. Quindi uno come Draghi è molto utile. Prendiamo un altro caso recente. In Canada abbiamo il nuovo governatore del Canada, il quale è stato prima governatore della Banca del Canada e poi è stato governatore della Banca d'Inghilterra, e questo qua è uscito con alcune sparate nei confronti di Trump. È evidente che esiste un circolo di potere sopra, io lo chiamo la macro usura, cioè l'esercizio di potere da parte di un Senato virtuale sopra gli stati, che governa e si avvale per governare di persone che di volta in volta sono funzionali ai loro disegni. Quindi non esistono delle personalità così indipendenti, cioè non esiste un De Gasperi, per intenderci. E quindi il Sì, problema è ti questa sei spiegato dipendenza. molto bene. Questo problema della continuità delle elite mi sembra una delle cause della decadenza. Io la penso così. Cioè per Perché cambiare il ricambio in realtà non c'è mai stato. Insomma, noi non abbiamo c'è mai assistito a un stato. cambiamento di Non c'è, scenari politici, come tu hai sempre detto, mi piace questa metafora, sono tutte bolle, sono tutte cose che appaiono sì, e che è così, è scompaiono, così, senza lasciare sostanza. è Allora, così. professore, siamo arrivati alle ore 11, noi dobbiamo salutarci qui e io come al solito ti ringrazio per questa breve ma efficace conversazione, credo efficace anche per chi ci ascolta. Ci risentiamo venerdì prossimo, grazie al professor Fabrizio Grazie a Pezzani e voi un tutti. saluto a tutti. Grazie, ciao.